Giovanni. E quando abbiamo deciso di aderire a questa organizzazione dell'ASP, per Barisardo abbiamo fatto un ragionamento di tipo argomentativo, cioè volevamo dare un senso alle Cortes Apertas. E la cosa più vicina alla nostra tradizione, alla nostra cultura, era proprio San Giovanni, che verrà festeggiato il 24 giugno, quindi insomma manca poco. Questa che io ho scritto e oggi vi leggeremo è una ricerca su come prima veniva festeggiato il rito. Molte parti del rito sono ormai scomparse o sono state modificate, ma si sono comunque trasmesse fino ai giorni nostri e tramandate di generazione in generazione. Mi sono servita soprattutto di libri, che per fortuna possiamo ancora trovare e utilizzare, quindi volevo ringraziare la Biblioteca Comunale di Barisardo e alla Mediateca Ogliastrina, perché all'interno di questo ho trovato delle tesi di laurea, una anche di un bariese, Simone Tasceda, non so se c'è, lo saluto, grazie ai quali sono state tramandate le testimonianze degli anziani, perché soprattutto grazie a loro che oggi noi possiamo raccontare quello che loro ci hanno raccontato. Buon ascolto. Non so se c'è ancora qualcuno che crede al mito, all'innocenza, all'età dell'oro. Non so se qualcuno crede ancora a chi scriveva: se esiste una parola per dire i sentimenti dei sardi nei millenni di isolamento fra nuraghe e bronzetti, forse questa parola è felicità. Passavamo sulla terra leggeri, come acqua che scorre, salta giù dalla conca piena della fonte e scivola e serpeggia fra i muschi e felci fino alle radici delle sughere e dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole, a diventare nube, dominata dai venti e pioggia benedetta. A parte la follia di ucciderci l'un l'altro per motivi irrilevanti, eravamo felici. Quella di San Giovanni su Nenniri è una storia di acqua, di donne e di fertilità. C'erano una volta, infatti, delle donne che ai primi di giugno, quando il caldo era ancora dolce e ti faceva riposare, e la pianta più bella, no? E il melograno in fiore, in una larga e vecchia marmitta di terracotta o di ferro smaltato, mettevano a germogliare dei semi di grano, orzo e anche qualche fava, e in un letto di stoppa di lino, cotone e terra. Mettevano il recipiente al buio, alcune lo tenevano sotto il letto, fino a quando i germogli erano alti una spanna e il loro colore era giallo chiaro. Il 24 giugno, il giorno di San Giovanni, su Nenniri era pronto. Sì, è chiaro, lo facevano anche a Pasqua, come in tutta la Sardegna si fa per la morte e resurrezione di nostro Signore. Ma noi ripetevamo il rito anche per San Giovanni. Ci sono molte morti e risurrezioni in Sardegna. Dicono che noi festeggiavamo quella della natura, del Padre del Sole e della Madre Acqua. Dicono che la data del 24 giugno sia una data importante in tutte le civiltà antiche e che veniva festeggiata in tutto il Mediterraneo e in Europa fino all'Irlanda. Una data molto vicina al solstizio d'estate. Il giorno dura più della notte, come tutti sappiamo, no? Chi vive nella terra, per la terra, della terra, queste cose le sapeva bene. Sapeva che chi compiva di nuovo la chiusura, si compiva di nuovo la chiusura di un ciclo e se ne apriva un altro. È tempo di mietere i raccolti, nelle greggi presto le femmine saranno gravide, se Dio vuole. Si dovevano essere accorti che il tempo stava cambiando.
si è di fronte all'attesa, alla raccolta della fatica di molto, molto lavoro. Nessuno vorrebbe perdere tutto per una grandinata improvvisa, per un acquazzone, per un parassita, per una malattia, per la siccità. E allora si invocava protezione e abbondanza. Dicono che questo rito non l'abbiamo inventato noi, dicono che venga da lontano, che prima di San Giovanni ci fosse il greco Adone e prima di lui un dio semitico. La città di Biblo, in Siria, era considerata dai Fenici come una sorta di capitale della religione e vi si trovava un grande santuario dedicato ad Astarte, sposa di Adone. Dicono che il nome di Astarte sia scritto anche sulla stele di Nora. Allora si scriveva senza vocali. I greci, che come noi scrivevano da sinistra a destra, leggevano Astarte, ma i Fenici, che scrivevano da destra a sinistra, leggevano Tartesso, il nome antico della nostra isola. Il culto è ancora vivo in altre parti del mondo, ma dicono che noi, qui a Barisardo, lo praticavamo con caratteri sorprendentemente simili a quelli mediorientali. Anche lì nei vasi venivano seminati principalmente grano, ma anche altri tipi di vegetali, e la cura dei sunnenneri era affidata esclusivamente alle donne. Dicono che le figure antropomorfe, fatte di acqua e farina che accompagnavano sunnenneri, siano scomparse a causa dei divieti imposti dalla Chiesa, e che sia rimasto solo il pane vintau e la croce, che viene chiamata Susanto, e che essa sia una rappresentazione dell'antico Dio. Dicono che Adone fosse anche la rappresentazione del sole e che Cristo come Adone muore e risorge in breve tempo e che San Giovanni è stato il primo a battezzare con l'acqua e come Adone muore ma apre una nuova era. Dicono che il rito era accompagnato da feste licenziose da cui deriva il comparatico. I giardini di Adone come sunnenneri dopo la processione venivano buttati in mare. Dicono che un tempo il Mar Mediterraneo fosse una grande autostrada e i popoli che vivevano tutti intorno non fossero distanti come oggi noi possiamo pensare. Si trovano reperti nuragici persino in Turchia e si trovano scimmie di bronzo e scarabei egiziani da noi. Dicono che ci fossero molti popoli del mare e molti pirati. Noi abbiamo conosciuto i saraceni. Erano una piaga per le coste, depredavano tutto. Rapivano i contadini e le belle contadine. Solo intorno al 1600 la Spagna fece fortificare le coste dell'isola, ma non perché si fosse resa conto del pericolo a cui eravamo costantemente soggetti, piuttosto perché aveva perso il porto strategico di Tunisi e temeva l'invasione degli arabi direttamente sulle coste spagnole. All'improvviso siamo diventati la sua roccaforte, come dicono sia sempre stata la nostra isola. Prendete Tecco, per esempio. Era inespugnabile, con i suoi bastioni verticali di lava, i suoi 18 nuraghi quasi tutti sul bordo dell'altipiano. Dicono che fosse un'unità cantolare, cioè una sorta di capoluogo territoriale a cui tutte le popolazioni nuragiche del luogo facevano riferimento, con le sue domus de Janas, le sue tombe dei giganti. No, scusate, ho sbagliato esempio. Tecco in realtà è famosa per il suo utilissimo galoppatoio. Ma torniamo al nostro rito. Il giorno di San Giovanni le donne si riunivano in vicinato e sopra una portantina di legno preparavano Susanto. Al centro del vaso dei sunnenneri veniva piantata una croce di canna formata da un braccio verticale e due orizzontali più corti, decorati con cerchi di fieno fissati al legno della croce, intercalati da pani vintau o coccoi vintara, tonda come il sole, frutta di stagione come pere, susine, fichi, ciliegie, nespole, albicocche dai nomi strani che oggi non si trovano nemmeno più nei supermercati. Ma ci stupiremo per le varietà delle pere, per esempio. Pirulissa, Pira Roma, Pira Stracancosciasa, Pire Meli, Pira Gamusina, Piroi, Piringino, Pire Salisi, Pire Hierro, Pilastro,
Pira Buttiru, o per la varietà delle susine, Prunargia, Pruna Golombo, Pruna Grunfara, Pruna Massura, Pruna Geresia, Pruna Nieta, o ancora dei fichi, Figu Nieta, Figu Bianco, Figu Barbiasa, Figu Verdingiano, Figa Lamparasa, Figu Santo Nicolau. Quelle donne aggiungevano anche fiori come rose, garofani, malvarosa e gigli, legati da un nastro decorativo. Sulla cima della croce veniva annodato un muncarori de sera, cioè un fazzoletto per la testa di fattura pregiata che veniva utilizzato dalle donne per le occasioni importanti. Questo fazzoletto, solitamente di colori sgargianti, apparteneva ad una delle componenti del gruppo. Poi partivano a piedi. Ragazzi e ragazze non sposati andavano in processione verso il mare, seguiti dal resto della comunità. Non erano presenti autorità religiose. Le donne, che non potevano mettere un vestito nuovo, camuffavano quello vecchio, cucendo una nuova fascia di tessuto alla sottodonna. I ragazzi anticipavano le ragazze lungo il cammino e legavano di nascosto dei fili sugli alberi da un lato all'altro della strada per buttare giù su Nenniri portato in capo dalle fanciulle. Proprio per questo 2 di loro precedevano la processione tenendo ciascuna una canna tagliente per reciderli. E poi si avvicendavano nel trasporto degli altri nenneri più piccoli, poggiandoli sul capo. E allora la processione veniva accompagnata musicalmente con Susonettu, Susulittu e Isbisulasa, le launetas. Oltre agli strumenti musicali, i giovani accompagnavano la processione cantando a muttetto e a trallallera, i cui versi venivano improvvisati al momento, e partecipavano principalmente le ragazze nubili e i ragazzi scapoli, e per favorire l'avvicinamento tra i due sessi venivano cantate canzoni di carattere amoroso. Arrivati al mare, su Nenneri con tutto il recipiente di fiori veniva gettato in acqua. Poi il pane e la frutta venivano divisi e consumati in loco assieme ad altre ed eventuali cibarie portate dalle donne sulle corbule, sui cestini. Dopo questa breve pausa, la processione riprendeva verso il paese, sempre accompagnata dalla musica, dai canti e dai balli. Al ritorno, tutti si fermavano all'ingresso del paese, in località Pauli. Si ballava e ciascuno poteva scegliere un compare e una comare detti de Santo Giovanni o de Brorisi. Ognuna delle due parti prendeva un'estremità di un fazzoletto annodato. In mancanza di questo ci si teneva i mignoli agganciati in questo modo e si pronunciava Gomaris Eus, figlia da Deus, de Santo Giovanni, si peusa Gomaris. Gommai buonasera, buonasera Gommai. Ed il fazzoletto veniva slegato, tirandolo. Si poteva cogliere l'opportunità, tramite il comparatico, di instaurare rapporti simili a quelli di parentela e grazie ad essi aumentare la coesione tra gruppi familiari. Non esistevano vincoli che stabilivano tra chi si doveva effettuare il comparatico. Infatti ci si poteva fare compari con persone dello stesso sesso o di quello opposto, con persone più grandi o più piccole di età e di diversa estrazione sociale. La scelta del partner era del tutto spontanea. L'iniziativa poteva essere presa da qualsiasi persona. Non era infatti obbligatorio che il proponente dovesse essere di età più avanzata rispetto al suo futuro compare. Inoltre, durante la stessa giornata, un'unica persona poteva portare a termine il comparatico con più paesani. Ad una proposta di comparatico non ci si poteva assolutamente rifiutare. E poi si ballava ancora, fino all'imbrunire. Ed eccoci tutti in pista. Genesia, Adorpa, Rachela, Gaggara, Edire, Ardelia, Quiteria, Sinseli, Arduceddu, Angianedda, Arremondicca, Linedda, Irucedda, Lindedda, Dinedda, Inucedda, Battassari, Manedda, Nichedda, Rosanella, Rosalina, Anserma, Elita, Esulina, Arega, Bravara, Tisina, Cirilia, Effetto, Efficetto, Effisi, e Giro e Lenuccia, Angiolina, Giustina, Relina, Caterina, Cosimina, Derpina, Desulina, Donnina, Gentilina, Sabina, Lolla, Lolletta, Lolletta, Lucitu, Lucia, Maciuccia, Mafarda, Malena, Depensa, Dirva, Grara, Salamea, Rusulia, Pepinetto, Pepponi, Pepucciu, Pera, Perdo, Pericco, Pirimeddu, Carminuccia, Pagnuccia, Inuccia, Girda, Ionia, Pera, Leonilla, Lugia, Totoni, Tucina, Valletta, Velina, Venino, Vevena, Vigetto, Vilinu, Vemerinu.
Basilla, patalla, mallolla, maciuccia, matota, mamota, popota, minuccia, pinuccia, mimina, memena, mauccia. Mi arrendo. E vi risparmiamo i soprannomi. Dopo l'imbrunire, in ogni vicinato venivano portate fuori le felci secche, usate per il Corpus Domini, circa un mese prima, e si bruciavano insieme ad altre erbe, ognuna delle quali aveva una funzione propria. Le felci erano considerate benedette per il fatto che vi era passato sopra il Santissimo durante la processione e si riteneva che saltando il falò per alcune volte ci si potesse preservare da alcune malattie. Si saltava sempre per un numero dispari e multiplo di 3. I fuochi di San Giovanni erano numerosi, almeno uno per ciascun rione del paese. In epoca recente saltavano i fuochi solo i bambini, mentre in passato era consuetudine che venissero saltati da tutti, compresi gli anziani, con particolare devozione. Beh, si saltava da soli, spiccando ogni salto da un punto diverso, tracciando simbolicamente una croce sulla fiamma. In epoca remota si faceva la raccolta delle ceneri che venivano sparse nei campi, negli orti, alla rinfusa o in direzione dei 4 punti cardinali, si ritiene in segno di croce, per ottenere buoni e numerosi frutti del campo. Anche la raccolta delle erbe con proprietà curative doveva avere luogo assolutamente prima dell'alba, perché solo rispettando tale condizione potevano conservare le loro virtù. Erano quasi tutte erbe con potere medicamentoso, che nel passato tutta la popolazione era in grado di individuare. Le ore più indicate per la raccolta erano quelle immediatamente precedenti l'aurora, ma era anche diffusa l'usanza di coglierle subito dopo la mezzanotte. Pronostici. La notte di San Giovanni era indicata anche per i pronostici. All'imbrunire, le ragazze nubili sotterravano nel fango, vicino al rigagnolo d'acqua che scorreva in ogni vicinato, subretta-vilu, un legaccio che serviva per tenere unite le trecce. Al mattino presto, lo dissotterravano e si diceva che il primo uomo che avessero incontrato avrebbe avuto il nome del loro futuro sposo. La notte della vigilia di San Giovanni, allo scoccare della mezzanotte, un componente della famiglia, restando in assoluto silenzio, si riempiva la bocca d'acqua e percorreva il perimetro della casa spruzzando delle piccole boccate a ogni angolo delle stanze. Terminato il giro, doveva mettersi a letto, sempre stando in silenzio. La stessa pratica poteva venir fatta la mattina con l'acqua santa presa in chiesa. Una volta completata l'operazione, non sarebbero più entrati sprettas, le blatte, all'interno dell'abitazione. Terapia. La notte di San Giovanni era quella in cui ci si liberava dal senso di profonda oppressione generato da un forte spavento, soprattutto se determinato da visioni paurose. L'unico modo per riacquistare la pace era quello di aspettare la mezzanotte, momento in cui chi soffriva di timoria, di paura, doveva compiere s'imbruscinatura, rotolarsi a terra per 3 volte nel punto in cui qualcuno era morto assassinato o sulla sua tomba. La notte della vigilia si praticava un altro rituale, ma in questo caso a metterlo in atto non erano le donne, ma gli uomini. Le piante di fico in questo periodo erano spesso ricoperte di piccoli insetti, suvinnigi, la cocciniglia, che distruggevano la pianta. Poco prima della mezzanotte gli uomini si recavano in prossimità delle loro piante di fichi, raccoglievano della vage orgiu, paglia d'orzo, e la sistemavano attorno alla base del tronco. Allo scoccare della mezzanotte davano fuoco alla paglia, che non doveva produrre fiamme, bensì un vogurau, un fuoco soffocato. Sfumentus, cioè i fumi che produceva il fuoco, avvolgendo la pianta, facevano in modo che i suvignigi si allontanasse in breve tempo. Al termine del procedimento la pianta era completamente risanata. Sammegina Deis Morus. Il termine mori era utilizzato per descrivere alcuni tipi di malattie molto gravi, soprattutto esterne, e quindi visibili ad occhio nudo, come tumori, scrofole, ghiandole ingrossate, malattie dei vasi sanguigni, eccetera, eccetera, considerate incurabili se non grazie a questo rituale.
la notte del 23 giugno, si radunavano 3 donne di nome Maria, Istres Mariasa, che avevano il compito di condurre il malato in campagna per effettuare il rito di medicina magico-empirica. Istres Mariasa conducevano il malato in un giardino con molti tipi di frutta, seguendo un percorso prestabilito. Durante tutto il tragitto le donne pronunciavano preghierasa, preghiere, e brebus, formule magiche, in cui veniva recitato anche il rosario. Queste preghierasa dovevano essere segrete o comunque conosciute da pochissime persone, dato che nessuno degli infermatori se ne ricorda le parole o il contenuto. Bisogna sottolineare che Istres Mariasa non erano considerate delle maiargi o cogasa, cioè donne esperte in pratiche magiche e spesso malviste dalla comunità, e che probabilmente le formule da loro usate dovevano essere conosciute dalle persone più anziane e insegnate loro in caso di necessità. Queste 3 figure, infatti, non erano solite praticare arti magiche se non per avvenimenti particolari come la cura dell'argiato, persona morta da argia, morsa da argia, specie di ragno dal morso velenoso. Una volta giunti in prossimità della pianta scelta, le donne raccoglievano un frutto e lo facevano mordere, alcuni riferiscono più volte, alla persona malata e sempre pronunciando formule magiche lo sfregavano sulla parte del corpo da curare. Una volta completato lo sfregamento, il frutto veniva appoggiato al suolo e ricoperto con della terra e Istres Mariasa, pronunciando la frase conclusiva del rito, dicevano «Commenti sisicca sabruna, sisicca sul mori». Il percorso di rientro alle abitazioni doveva essere differente da quello intrapreso all'andata. Poi, in caso di mancata guarigione, il malato poteva essere portato più volte nei giorni a seguire, ma il giorno di inizio di tale pratica doveva essere la notte del 23 giugno. Nei casi in cui la malattia era in uno stadio avanzato e impossibilitava il malato dal recarsi in campagna, il rito si svolgeva nello stesso modo, ma con 2 differenze. Il frutto veniva raccolto da Istres Mariasa secondo il rito già descritto, ma veniva portato direttamente in casa del malato, che come negli altri casi lo doveva mordere. L'utilizzo di questa variante del rito per casi molto gravi è confermato dal fatto che in questo caso non si richiede che si secchi il frutto, ma la pianta. Istres Mariasa dovevano infatti praticare, dopo aver raccolto il frutto, un taglio nella corteccia del tronco della pianta lungo tutta la sua circonferenza, una circoncisione. A causa di questa incisione era probabile che la pianta, vista anche l'aridità del terreno nel periodo di giugno, si seccasse. E infatti la formula finale di questa variante del rito era «Commenti sisicca sammatta, sisicca sum mori». Come si secca la pianta, si secca la malattia. L'importanza delle donne nella nostra società non deve essere passata inosservata. Attraversa trasversalmente i secoli fino ai nostri giorni. In tempi recenti hanno infatti dedicato ad una donna una galleria. La troviamo sulla nuova strada a scorrimento veloce, all'altezza della rivendita di fiori. La galleria Susanna Fenu. Doveva essere stata un personaggio importante della vita bariesa, questa sconosciuta. Forse era la migliore raccoglitrice di piselli negli anni 70. O forse era una delle donne che poi ha dato vita alla Sagumedia Barì, riguardante la tratta delle schiave rapite dalle nostre coste. Forse era una madre che per lavorare in campagna a giornate doveva lasciare i figli in casa, soli, al freddo e col fuoco spento, perché sarebbe tornata solo la sera, molto tardi e molto stanca. Forse era una delle donne che capeggiavano la rivolta per tenere d'un murro in paese, guidando un asino travestito. Forse aveva tessuto un copriletto in una sola notte, con ricami color rosso, nero, viola, zafferano, in forme geometriche di stella, sole, upupa, pernice, capretta, cinghiale, pavoncella, muflone, volpe, grifone, lepre, foca, delfino, corallo, fiamma, tralcidubi, garofano, cigli, rose e viole. Forse come Pasca era un personaggio delle tragedie di Berto Cara. Forse per 20 anni, tutti i giorni, anche quelli molto freddi o molto caldi, si era presa cura del giardino di una piccola chiesa campestre. Forse era un insegnante che ha aperto la scuola a tutti, anche agli orfanelli, anche ai profughi. Forse faceva
faceva parte del gruppo di donne che assalirono il segretario comunale che spartiva male le derrate alimentari durante la seconda guerra mondiale. Forse avrebbe comprato tutte le opere di Michele Mulas per farne un museo laboratorio e le avrebbe pagate per il prezzo che valevano. Forse era una missionaria in Africa o in America Latina, morta nel tentativo di proteggere i bambini durante un'alluvione. Forse era una donna che faceva bene il suo lavoro, a cui è stato detto che era meglio che lasciasse il posto libero. Forse non gliel'hanno detto, comunque gliel'hanno fatto capire. Io ho chiesto, ma nessuno la conosce questa Susanna Feni? Però conoscono bene il nome del terreno in cui si trova la galleria. Susana Venu, Susana Venu o qualcosa del genere. È una festa di donne questa dei Sunelli. Le donne coltivavano i germogli di grano dentro un ventre di terracotta, li custodivano al buio, li nutrivano quasi di nascosto, li portavano alla luce e li consacravano al sole. Procedevano a piedi, schivando scherzi e ostacoli per arrivare in riva al mare. Li battezzavano in acqua. Si rivolgevano alla sponda lontana da cui il rito veniva, verso l'altra parte del Mediterraneo, dalle sponde da cui ogni giorno partono i disperati che ci fanno paura. Ai loro morti in mare giungeranno oggi i nostri fiori e le nostre preghiere. Da noi che abbiamo cambiato Dio, se ancora scegliamo Cristo e rinnoviamo la nostra vita con nuovi germogli di speranza per tutti. Ma quali antiche parole accompagnassero un tempo il lancio dei sonnelliri e dei fiori in acqua, non ci è dato saperlo. Ne sappiamo delle sfrenate feste che seguivano. Sappiamo che erano le donne a dividere e a distribuire il pane benedetto, i frutti, il cibo. Le donne chiedevano la benedizione del raccolto, la fertilità dei campi, la riproduzione delle greggi, la prosecuzione della propria stirpe, qualunque essa fosse. Perché anche questo non ci è dato saperlo. Dicono che veniamo dagli Sciardana, antichi guerrieri valorosi che dominavano il mare con le loro portentose imbarcazioni da guerra e da trasporto. Dicono che veniamo dai Fenici, arrivati sull'isola durante le rotte di commercio in tutto il Mediterraneo. Ci chiamavamo nuragici, costruttori di torri. Dicono che questa sia Atlantide, al di là delle colonne d'Ercole più antiche, oltre lo stretto di Sicilia. Dicono che un maremoto abbia distrutto le coste e che sia arrivato in fondo alle pianure, spazzando via tutto quanto. Dicono che da allora temiamo il mare. Dicono che non è vero e che non è mai esistita la civiltà delle torri. 2000 anni, 5000 anni, 8.000 torri, 10.000 torri. Ma anche questo non ci è dato saperlo. Grazie a tutti, un ringraziamento a Veronica, un ringraziamento a Don Giampaolo per la disponibilità, un ringraziamento a voi, grazie, buona serata e buona festa. Grazie a tutti per averci ascoltato fino in fondo, grazie a Silvano che ha messo a disposizione la sua vita e anche i loro soldi per fare la festa per tutti. Buona festa.